Siamo in un angolo segreto di Parco Giardino Sigurtà, vicino alla macchia di aceri giapponesi che si affaccia al laghetto del grande tappeto erboso, un angolino nascosto dove c'è una delle piante che fioriscono d'estate, molto particolare. Venite con me, non perdetevela. Siamo al grande tappeto erboso, proprio al centro di Parco Giardino Sigurtà, e una delle fioriture dell'estate è la nostra Buddleia davidi, ovvero l'albero delle farfalle. È un arbusto che può raggiungere i quasi 5 metri di altezza, ha una fioritura tra fine maggio e anche verso tutta l'estate, quindi comunque molto copiosa, e la sua caratteristica è questa spiga con tanti fiorellini molto profumati, sanno di miele quasi, che attirano gli insetti, ma soprattutto le farfalle. Infatti in inglese è chiamato proprio butterfly bush. Deve il suo nome a un reverendo inglese che alla fine dell'Ottocento redasse un erbario molto importante, Adam Buddle, e classificò anche questo arbusto che è proprio tipico dell'estate. I fiori vanno dal rosa al viola scuro, come nel nostro caso. È una pianta ornamentale molto appariscente, anche perché la fioritura è copiosa, e non perdetevela, è vicino ai laghetti del grande tappeto erboso e anche questo è simbolo dell'estate.